tutte e tutti, benvenuti al secondo appuntamento dell'edizione 2025 di Storia in Città. Il tema della rassegna quest'anno è le fake news nell'età contemporanea, storici e storiche dell'Ateneo Triestino, ma anche di altre università italiane, oltre a un politologo e un sociologo, affronteranno questo tema da diverse angolature, esaminando dei casi studio specifici appunto di questo macro tema interdisciplinare. La lezione odierna si intitola L'ordine è già stato eseguito, la resistenza alle false notizie ed è tenuta da professor Mirko Caratieri che svolge attività didattica e di ricerca presso l'Università di Bergamo ed è il responsabile scientifico di Liberation Road Italia, che è una rete di luoghi commemorativi inerenti alla resistenza, parte di Liberation Road Europe. Ed è stato anche il direttore scientifico, il direttore generale dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri di Milano. Le sue ricerche riguardano principalmente la storia della resistenza italiana, la storia dell'antifascismo e il secondo dopoguerra, specialmente in Emilia-Romagna. Tra le sue pubblicazioni segnalo la curatela con Iara Meloni del volume Partigiani della Wehrmacht, Disertori tedeschi nella resistenza italiana, pubblicato dalle Piccole Pagine nel 2019, la curatela con Paola Boccalatte del volume Scarpe rotte e pur bisogna andare, una storia della resistenza in 30 oggetti, pubblicato da Biblion nel 2024, e il recentissimo libro Alle origini dell'arcobaleno, discorsi e azione di pace a Modena, 1945-1969, prefazione di Marcello Flores, pubblicato da Mimesis. Prego. Sì, allora, buonasera a tutte e a tutti. Mi sentite? Ok, scusatemi, ma sono molto raffreddato e quindi purtroppo la voce va e viene. Grazie molte per l'invito a Gabriele e a tutti gli organizzatori di questo evento. Sono molto contento di essere nuovamente qui a Trieste, dove si viene sempre volentieri, e anche contento di affrontare un tema che credo sia importante per tutti noi, indipendentemente dalla nostra professione, ma che sicuramente, visto dal punto di vista dello storico, è di particolare pregnanza, credo. Allora, il mio intervento sarà diviso grosso modo in tre parti. La prima parte sarà un ragionamento teorico sul rapporto tra storia e quelle che oggi chiamiamo fake news, e poi approfondirò il tema specifico che ho scelto, dedicato alla memoria pubblica di uno degli eventi, la coppia di eventi centrali nella storia della resistenza italiana, cioè eh, i fatti di Via Rasella e delle Fosse Ardeatine del 1944, e poi farò alcuni altri esempi di come nella storia della Resistenza, cioè il tema di cui prevalentemente mi occupo, il tema delle false notizie, sia piuttosto ampio. Allora, comincio, cercherò di darvi anche qualche indicazione di lettura non, diciamo così, accademica, ma credo utile anche per un pubblico generico, fruibile anche da un pubblico generico. Allora, comincio parlando appunto del rapporto tra storia e false notizie. Per orientarci in questo tema, che è un tema di lungo periodo, che è stato affrontato dalla disciplina storica sul lungo periodo, vi consiglio, prima di entrare, diciamo, nella strettissima attualità, tre letture che possono essere propedeutiche. La prima è la più antica, risale a oltre 100 anni fa, quindi potrebbe sembrare fuori contesto, ma invece per tutti coloro che fanno il nostro mestiere rimane un punto di riferimento importante anche a proposito di questo tema. È un breve testo scritto all'indomani della Prima Guerra Mondiale dallo medievista francese Marc Bloch, si intitola Le false notizie di guerra. Eh, è un breve saggio in cui Bloch, che era stato combattente nella Prima Guerra Mondiale, come non sarà sulla seconda, esamina alcuni testi che studiano il fatto che durante una guerra fioriscono una serie di leggende, quindi notizie non confermate che hanno grande ricezione e che si diffondono molto rapidamente durante il clima di guerra.
È un testo molto interessante che vi consiglio di leggere anche perché è stato più volte riedito anche in italiano ed è un testo breve, non particolarmente impegnativo. Ed è molto importante perché pochi anni dopo Bloch scrive uno dei suoi libri più importanti sulla storia del Medioevo e appunto su una falsa notizia, cioè l'idea che i re di Francia potessero guarire la scrofula con la sola imposizione delle mani. Il Re Taumaturghi, il titolo del libro del 23, è uno dei classici, diciamo, della storiografia medievale. Ma a noi interessa perché in questo libricino, molto legato alla sua esperienza di soldato, Bloch individua alcuni elementi chiave su cui lo storico, ma in generale lo studioso, possono impegnarsi per capire come funziona questa diffusione incontrollata delle false notizie. Gli elementi sono tre, cui dobbiamo concentrare la nostra attenzione. Questo schema può essere utile anche oggi. Allora, la prima cosa che Bloch dice è che le false notizie non si possono diffondere se non c'è prima un clima, un immaginario collettivo che le cova. mm? Bloch più precisamente ci dice ci sono immaginazioni in fervido silenzio, cioè ci sono dei pregiudizi che circolano nelle società, anche nelle società moderne, che hanno solo bisogno di occasioni di attivazione. Il secondo elemento è appunto dato dall'innesco, quindi l'innesco può essere un qualunque tipo di evento, in particolare un contesto in cui si diffondono l'incertezza e la paura e ovviamente una guerra è un contesto particolarmente adatto, perché è caratterizzato appunto da queste caratteristiche ambientali. E poi ci devono essere dei vettori di propagazione della notizia. Quindi l'innesco mette in circolo un immaginario già predisposto, ma ci devono essere dei vettori di trasmissione. E ovviamente già nell'epoca di 100 anni fa, ma ancora di più, come vedremo, vale oggi, questi vettori sono i mezzi di comunicazione di massa, cioè dei mezzi che producono una larghissima diffusione in tempi rapidissimi di qualunque notizia. Ovviamente l'ampiezza della diffusione che va a toccare un pubblico generico che non necessariamente ha degli strumenti di discernimento adeguati e la velocità di propagazione della notizia, di che non lascia molto tempo alla verifica o all'approfondimento, favoriscono la diffusione delle false notizie, ci diceva già Bloch 100 anni fa. Ci spostiamo una cinquantina di anni più avanti, vi consiglio un breve testo di un'altra figura molto nota, un semiologo italiano, Umberto Eco, in una delle sue raccolte di saggi, delle sue prime raccolte di saggi di grande successo, Il costume di casa del 1973, ci presenta un breve testo ironico, come era il suo tipico, che si intitola 10 regole per manipolare le notizie. Questo testo, diciamo anche qui, pur essendo passati 50 anni, è molto utile perché ci spiega quali sono le modalità di distorsione informativa che erano disponibili anche prima dell'era dei media digitali che noi oggi conosciamo e a cui, come vedremo, attribuiamo pesanti responsabilità nella diffusione delle false notizie. Un terzo testo che cambia un po' di ambito, ancora andiamo avanti di 20 anni, siamo all'inizio degli anni 90, che vi segnalo, un altro storico purtroppo scomparso prematuramente, uno storico italiano che si chiamava Nicola Gallerano, uno storico romano che ha approfondito un tema che poi è diventato centrale nella storia contemporanea e nella riflessione storica anche in Italia, cioè il tema dell'uso pubblico della storia. Mentre gli storici lavorano per ampliare le conoscenze sul passato e rispondere attraverso le fonti alle domande che il presente pone al passato, la storia si presta però anche a essere utilizzata per altri fini che non sono quello semplicemente dell'ampliamento della conoscenza. Possono essere fini virtuosi, quindi diciamo un'utilità civile, per esempio, ma possono essere anche fini strumentali, quindi utilizzare l'armamentario, il patrimonio di conoscenze che la storia ci offre per indirizzare, per esempio, verso motivazioni politiche. Anche questo è tipico della guerra. L'uso della storia nella propaganda di guerra, soprattutto nel corso del Novecento, è largamente dimostrato. Quindi, leggendo Bloch, Eco e Gallerano, potreste farvi un strumentario di base
per affrontare le modalità con cui la storiografia, ma in generale i sistemi informativi, affrontano il tema delle notizie. Queste letture vi possono dare una base di quello che è il principale antidoto per neutralizzare le false notizie per lo storico, ma anche per il giornalista o per il lettore, cioè quello di adottare un metodo storico critico, che è quello che normalmente lo storico fa. Allora, se noi ci spostiamo, facciamo un salto anche disciplinare verso l'oggi, noi notiamo che le scienze della comunicazione hanno fortemente approfondito il tema delle false notizie e nel nostro, diciamo, vocabolario quotidiano, veicolato dai media, sono entrate soprattutto nell'ultimo decennio delle nuove definizioni. Quella dei fake news era in realtà molto antica perché è comparsa alla fine dell'Ottocento, ma diciamo nel dibattito italiano riportata come tale la troviamo solo negli ultimi 30 anni. Ma nel frattempo sono arrivate proprio, diciamo, negli ultimi 10 anni altre definizioni. Pensiamo alla definizione di post-verità che ha accompagnato la prima elezione di Donald Trump, oppure la nozione di deepfake che diciamo, è entrata nell'uso comune con le nuove diciamo, modalità di uso dell'intelligenza artificiale alla portata di chiunque, per cui chiunque di noi può elaborare un filmato in cui una persona reale dice cose che in realtà non dice in modo assolutamente verosimile. Quindi le possibilità della tecnica hanno reso molto più difficile individuare una notizia falsa perché molto più sofisticati sono gli strumenti per farla sembrare vera. Mm? Ci sono ovviamente tantissime trattati di scienza della comunicazione che ci possono aiutare in questo senso, affrontando con un approccio, diciamo, un po' dilettantesco, ma per individuare alcune linee di base. Io utilizzo un report presentato al Consiglio d'Europa nel 2017 da due giovani studiosi britannici, Claire Wardle e Hussein Dekrashkan. Allora, questi due studiosi fanno una mappatura, diciamo così, di tutta una serie di modalità con cui si possono realizzare, confezionare notizie false e anche dei diversi obiettivi per i quali si confezionano notizie false. Diciamo che per intenderci, anche per applicare poi queste categorie al sapere storico, dobbiamo distinguere tra tre grandi famiglie di cattiva informazione, che hanno degli intrecci, ma che dobbiamo logicamente distinguere. Allora, la prima forma, diciamo così, è quella che tecnicamente si chiama misinformazione. La misinformazione è veicolare delle notizie false involontariamente. Quindi io non so che le notizie sono false, ma la mia scarsa competenza, la mia scarsa attenzione, la mia scarsa consapevolezza del contesto mi porta a diffondere notizie false. False, tra virgolette, vedremo poi in quale modalità. Quindi questo è un primo punto molto importante. È possibile anche diffondere involontariamente notizie false. Il secondo livello, in cui sale la consapevolezza e la responsabilità, è quella che possiamo chiamare disordine informativo, in cui noi mettiamo in circolazione delle notizie che sappiamo vere, ma l'intento con cui le mettiamo nel circuito dell'informazione non è quello di accrescere la conoscenza, ma è un altro. Per esempio quello di creare confusione, di creare dubbi, di metterci in mostra. Possono essere vari gli obiettivi. Le notizie vengono fatte circolare. In questo caso c'è chiaramente una volontà di alterare l'informazione, ma facendo circolare notizie non necessariamente false. E infine c'è il grado più alto, che è quello che tecnicamente chiamiamo disinformazione, che consiste nel far circolare o addirittura nel creare delle notizie false. Quindi creare, mettere in circolazione delle notizie che sappiamo false. Ovviamente questo si può fare per moltissimi motivi, per motivi politici di propaganda, per motivi di interesse opportunistici, per motivi ironici di presa in giro. Possono essere tanti motivi, diciamo, più commendevoli o meno, ma dobbiamo tenere presente le differenze.
Ora, se noi ci poniamo in quest'ottica qui, cioè con questo schema generale sulla cattiva informazione e proviamo ad applicarlo al sapere storico di oggi, del XXI secolo, vediamo che sono necessarie alcune premesse. Mi scuso se, diciamo così, entro un po' nel tecnico, però vorrei farvi capire, mi scusino soprattutto i colleghi che magari queste cose le danno per scontate, ma vorrei farvi capire che il sapere storico si è molto evoluto negli ultimi 100 anni. Ok? Quindi forse alcuni di noi nel pubblico generico hanno un'idea della storia un po' polverosa e anche un po' schematica che deve essere messa in discussione oggi. Mm? Allora, scusatemi se ogni tanto mi dovrò soffiare il naso, ma la situazione è questa. Allora, la prima cosa è questa. Eh, il regime di verità della storia non è più quello del XIX secolo e neanche quello del XX. Che cosa voglio dire? Voglio dire che oggi noi ci muoviamo come storici, ma in generale come scienziati, su un crinale molto sottile che non è facile sempre da mantenere e dobbiamo avere presente questa difficoltà. Noi non pensiamo più come pensavano ingenuamente, diciamo noi oggi, i positivisti di fine 800 e inizio 900, che la storia sia una riproduzione fedele della verità con la V maiuscola. Noi non abbiamo più questa illusione perché sappiamo dagli studi epistemologici, anche sulle scienze più dure, che una componente, diciamo, di alterazione della conoscenza viene dalla nostra soggettività, in primis, in secundis dal contesto in cui ci troviamo e in tertium dal vari strumenti che utilizziamo e che sono a loro volta connotati a partire dal linguaggio con cui narriamo le nostre risultanze. Per cui noi partiamo con questa consapevolezza, che la storia è un'approssimazione alla verità ma con la V minuscola, che è sempre provvisoria, sempre imperfetta. Mm? E quindi non possiamo, per dirla con uno studioso molto importante dell'inizio del Novecento, la storia si occupa delle cose penultime, non delle cose ultime che sono le verità di fede. D'altro canto, però, questa consapevolezza delle elementi di soggettività e parzialità della conoscenza umana non ci devono portare, come invece hanno portato a fare alcuni di noi alla fine del XX secolo, a derivare verso un scetticismo eccessivo che ci porta a pensare che non esiste la realtà, ma esistono solo le rappresentazioni della realtà. Per cui il gioco scientifico, cioè l'operazione scientifica e anche l'operazione storica sono solamente un confronto di interpretazione. Mm? Ma personalmente ovviamente ci sono opinioni differenti, ma credo che sia importante che noi ci situiamo tra questi due estremi da evitare, un ingenuo positivismo che pensa che noi arriviamo a riprodurre fedelmente la realtà e una posizione postmoderna, diciamo, che riduce il nostro lavoro a un gioco di interpretazione. Il lavoro dello storico si situa nel mezzo. Lo storico fa delle domande alle fonti che derivano dalla sua soggettività, dai problemi storici che ha presenti o che gli sembrano urgenti, in parte anche dettati dal contesto, oltre che dal dibattito disciplinare, ma a queste domande deve dare una risposta attraverso le fonti. Fonti che oggi noi concepiamo un raggio molto più ampio di quanto non facessero gli storici positivisti di fine Ottocento, quindi non solo i documenti ufficiali, ma una grandissima gamma di fonti materiali, immateriali, orali, scritte, oggi anche audiovisive, digitali, in quest'ultimo spezzone del XX secolo. Noi cioè grava su di noi quello che è lo stesso storico che ho citato prima e che ci ricordava le cose penultime, dice il diritto di veto delle fonti, cioè le fonti pongono un limite alle nostre interpretazioni. Noi abbiamo libertà di azione attraverso il metodo scientifico fino al limite che le fonti ci pongono. Quindi la nostra prospettiva è una prospettiva di questo tipo, che sa che la verità è costruita e quindi ha tutta una serie di limiti e di vincoli, ma è vincolata dal reale che passa attraverso le sue tracce, cioè le fonti.
Lo storico, cioè, deve districare un intreccio complicato che non vede più solo il vero e il falso, ma vede in mezzo tante altre cose. Il finto, il possibile, il virtuale, sono tutti elementi che stanno in modo frastagliato dentro a questi due estremi su cui noi ci muoviamo. Dobbiamo tenere presente, infatti abbiamo imparato da un secolo di riflessione su questo, varie cose. Per esempio, due cose che abbiamo sicuramente imparato e di cui dobbiamo tener conto è che l'autenticità del documento non è più l'unico criterio significativo, come pensavano gli storici positivisti, perché anche un documento non autentico può darci delle informazioni e viceversa un documento autentico può non avere informazioni utili da darci. Il secondo punto, anche questo molto importante, dico solo le cose principali, ma è importante che le abbiamo presenti, a noi interessa il falso perché il falso può avere degli effetti performativi. Quindi nella realtà le persone agiscono non solo sulla base del vero, ma tante volte anche sulla base del falso. E siccome noi studiamo gli uomini nel tempo, come diceva Bloch, che ho citato prima, se questi, trascinati per esempio dalla propaganda di un regime totalitario che noi consideriamo falsa, fanno delle azioni reali come sterminare della gente, a noi interessa. Quindi dobbiamo tenere presente anche gli effetti performativi, gli effetti di azione del falso. Lo storico che, a mio parere, e vi do un altro consiglio di lettura, ha più ragionato su questo tema del superamento di una visione positivista, ma al tempo stesso senza derivare in uno scetticismo di fondo, è Carlo Ginzburg, un grande storico dievista italiano che insegna negli Stati Uniti, figlio di due illustri personaggi, l'antifascista Leone Ginzburg e la romanziera Natalia Levi Ginzburg, e diciamo il suo modo di affrontare i problemi epistemologici della storia, secondo me, è anche molto affascinante. Quindi i suoi libri sono libri di interessante lettura anche per un non specialista, sebbene non facilissimi. Ha scritto diversi saggi raccolti in volume che fanno riferimento proprio a questo tema del vero e del falso. Non c'è però solo un problema epistemologico che noi oggi ci poniamo rispetto agli storici di 100 anni fa. C'è anche un problema di condizioni sociali del lavoro dello storico che non possiamo mettere da parte. Intanto esiste oggi, di questo noi ci occuperemo, la storia contemporanea, una disciplina che è stata codificata in Italia solo alla fine del Novecento. Quindi è una disciplina giovane, i cui confini e la cui legittimità sono spesso contestati dalle altre forme di storia, perché il contemporaneista lavora in modo diverso da un antichista o da un medievista o da un modernista, perché per noi il problema non è trovare, prima di tutto trovare le fonti, ma per noi il problema è soprattutto selezionare tra le tantissime fonti che abbiamo a disposizione. E questo pone delle differenze nell'approccio alla storia. Un'altra differenza per noi particolarmente pericolosa e che tocca la questione di cui ci occupiamo oggi, che mentre per studiare un'epigrafe latina o per studiare un manoscritto del 300 servono delle technicalities che pochi hanno a disposizione, per leggere una fonte di quelle che usa lo storico contemporaneo, apparentemente possono farlo tutti dal punto di vista dell'accessibilità. E questo illude molta gente di poter fare lo storico senza tener conto delle specificità del metodo. Questo è un punto importante, perché fa sì che i temi della storia contemporanea siano dibattuti come l'opinionismo da bar, per cui della cosa di cui ci occuperemo oggi, le fosse ardeatine, in televisione o su internet parlano non solo lo storico, ma apparentemente allo stesso livello il calciatore, la velina e quant'altro. Questo è un grosso problema, ma che non si risolve, diciamo, chiudendosi nel chiuso della disciplina, ma facendo valere le qualità del metodo. Secondo punto molto rilevante, lo stato di verità storico, quello che ho discusso prima dal punto di vista epistemologico, si confronta, lo vedremo anche nel nostro caso, con altri regimi di verità, che noi definiamo verità, ma sono diverse. In questo caso, per esempio, molto banalmente, la verità giudiziaria. Che differenza c'è tra la verità giudiziaria e la verità storica su un fatto del passato? Questo è un grande tema che buttiamo lì, ma di cui dobbiamo tener conto.
E infine dobbiamo tener conto del fatto che oggi la storia nella società di massa è anch'essa, come molte altre cose, sarebbe meglio dire, il passato è come molte altre cose un bene di consumo. Quindi mai come in quest'epoca presentista, cui siamo schiacciati sul presente, c'è una domanda di passato. Le risposte però sono per lo più risposte non storiche. Mai come oggi troverete in biblioteca romanzi storici, in televisione fiction storiche e passato in tutte le produzioni della cultura popolare. Però appunto il problema è che non necessariamente hanno un approccio storico, cioè basato su un metodo storico critico. Usano il passato come una scena, uno sfondo, pescando dal passato come una sorta di supermercato quello che serve per la discussione presente. E questa è chiaramente una cosa che dobbiamo deplorare. Ecco, quindi tenendo presente questo status epistemologico particolare che ha la storia oggi che non aveva 100 anni fa, riprendiamo il problema delle false notizie. Noi vedremo, sentiremo, anche io userò quasi come intercambiabili dei termini che però vi invito a studiare nella loro etimologia e anche nella loro diversa sfumatura, perché false notizie storiche noi le vediamo definite via via vulgata, bufala, leggenda, favola, mito. Queste parole non sono tutte equivalenti. Ed è importante che noi sappiamo la distinzione tra queste. In particolare, perché noi chiamiamo una falsa notizia bufala? Vi siete posti il problema? Io non ve lo dico, così lo andate a cercare. Che cosa intendiamo con mito? Noi oggi abbiamo una definizione di mito che è una definizione data dalla cultura di massa, che è fuorviante, perché mito è una componente essenziale delle culture, come ci insegnano gli antropologi. È una narrazione in cui status non dipende in prima battuta dalla sua verità o falsità, ma dipende da come è costruito e dall'uso che se ne fa, quello che dicevo prima. In genere ha a che fare con i grandi fondamenti di una struttura culturale ed è una narrazione che costruisce identità. Quindi non ci interessa tanto se è vera o falsa, ma ci interessa che c'è un gruppo di persone che ci credono e che sono accomunate da questo crederci. Questo è un punto molto importante perché noi tendiamo a sottovalutare il potere di coinvolgimento del mito. Ma non voglio appunto annoiarvi troppo con queste questioni esclusivamente teoriche. Quello che mi importa dirvi in conclusione di questa parte teorica è che, quindi, noi con cattiva storia, cioè l'equivalente storico delle false notizie, diciamo cattiva storia, di solito in italiano si usa il termine pseudostoria per designare queste cattive storie, non dobbiamo intendere solo i casi più clamorosi, ai due estremi ci sono questo, la produzione o l'utilizzo di documenti falsi. Io racconto una storia utilizzando documenti falsi, che so falsi. Oppure dall'altro estremo l'uso del tutto politico, propagandistico, strumentale del sapere storico. Allora, questi due estremi sono facilmente riconoscibili e quindi possiamo anche facilmente neutralizzarli. Il problema è quello che ci sta in mezzo. Ci sono altre e diverse forme di cattiva storia. Ve ne cito alcune, alcuni strumenti, modalità di produzione di cattiva storia. Non usare tutte le fonti disponibili, selezionare pregiudizialmente le fonti, usare le fonti ma non affrontarle criticamente. Quindi, per esempio, mettere sullo stesso piano, lo vedremo dopo, fonti che hanno un'attendibilità diversa. Poi, venendo ai contenuti, omettere le cose scomode o viceversa, enfatizzare arbitrariamente alcune cose per convenienza, estrapolare o interpolare nell'interpretazione, sofisticare, cioè inserire cose arbitrariamente dentro la nostra argomentazione, distorcere, deformare, ritoccare l'argomentazione. Oppure un'altra cosa che già Bloch nei suoi libri di metodo ci insegnava 70 anni fa, uno dei principali problemi dello storico e l'assegno del cattivo storico è l'idolo delle origini. Vedremo anche in questa una specifica questione come compare. Cioè pensare che se una cosa viene prima di un'altra ne è automaticamente la causa. Altro peccato gravissimo che Bloch ci ricorda, compiere reati di anacronismo. Per lo storico è uno dei
problemi principali, applicare al passato delle categorie del presente o dei modi di ragionare del presente. E ancora decontestualizzare è un altro problema classico che lo storico deve affrontare. Se io estrapolo un evento dal suo processo, dal suo contesto, lo trasmetterò in un modo inesatto e rischierò quindi di veicolare dei contenuti sbagliati. Quindi, come vedete, ci sono tantissime tipologie di cattive storie, di pseudo-storie che dobbiamo neutralizzare. È tutto chiaro più o meno? Poi se ci sono domande lo chiariremo. Passiamo al contenuto così verifichiamo nella pratica queste questioni. Come vi dicevo, ho preso un esempio che è molto, da un lato perché è un esempio molto importante, cioè un evento molto importante che tutti voi conoscete, ma in secondo luogo perché il fatto che siano passati 80 anni e che su questo evento ci sia ancora un fortissimo dibattito ci dimostra la pregnanza delle cattive storie e delle false notizie. Allora, l'evento è questo, siamo nella Roma occupata dai tedeschi nel 1944, il 23 marzo del 1944, in via Rasella, dietro Palazzo Barberini a Roma, in pieno centro, un comando gappista, quindi un gruppo di partigiani, di quelli che agivano in città, compie un attentato facendo saltare una carica di tritolo nascosta dentro un carretto dei rifiuti al momento del passaggio di un gruppo di truppe inquadrate nella Wehrmacht, uccidendo 33, 32 subito e una più tardi, 33 di questi soldati. Questo è quello che noi conosciamo come fatti di Via Rasella e già l'etichetta che è stata messa su questo, come vedremo, cambia. Attacco di Via Rasella, attentato di Via Rasella, strage di Via Rasella. L'uso di queste espressioni già connota un'interpretazione. Cosa succede? Succede che il giorno dopo, allora, dopo questa strage c'è anche una battaglia urbana, i tedeschi arrestano una serie di persone sul posto e intorno, dopodiché prelevano dalle carceri romane, in particolare dalle due carceri politiche significative, la tedesca di Via Tasso e quella generale di Regina Coeli, una serie di persone che poi trasportano nel pomeriggio del giorno successivo sulla via Ardeatina ad alcuni chilometri di distanza dal centro di Roma e all'imbocco delle cave che sono lì vicino ai resti archeologici, le uccidono 335 persone colpendole alla nuca a gruppi. Dopodiché fanno saltare l'ingresso della cava e la coprono di rifiuti in modo tale da nascondere quello che avevano fatto. Questo è quello che invece chiamiamo strage delle Fosse Ardeatine. Okay? Questi sono i due eventi collegati che avvengono il 23-24 marzo del 1944 tra il centro di Roma e la via Ardeatina. Allora, su questi due eventi molto importanti, perché stiamo parlando della più importante strage metropolitana di civili nell'Europa occupata, ecco, su questa questione ovviamente si è scritto da subito, sono scritte una serie di cose, ma diciamo così, il dibattito storiografico acceso è arrivato negli anni 90, non a caso negli anni 90, perché negli anni 90, come sapete, il nostro paese ha vissuto, e non solo il nostro paese, ha vissuto un momento di passaggio molto importante a livello politico e questo ha sconvolto i paradigmi memoriali e messo in discussione tutta una serie di cose. In più, diciamo, in quella fase sono successe anche delle cose specifiche che attengono alla memoria della Seconda Guerra Mondiale. Ne cito solamente due, ma ne potremmo citare molte altre. Nel 1994 è stato ritrovato negli uffici della Cancelleria della Procura Militare di Roma quello che giornalisticamente si chiama l'armadio della vergogna, cioè correttamente vengono ritrovati circa 700 fascicoli di indagini che erano state avviate nell'immediato dopoguerra riguardanti stragi di civili compiute in Italia. Queste stragi, su alcune delle quali si era fatta indagine sia da parte degli alleati sia delle procure italiane, sono stati insabbiati nel 1960 e ritrovati solo nel 1994, aprendo una nuova stagione processuale che ha visto celebrare una ventina di processi di cui sicuramente avete sentito parlare. L'anno dopo in Germania
viene esposta per la prima volta la cosiddetta mostra della Wehrmacht, cioè una mostra sui crimini di guerra tedeschi che svela al pubblico tedesco quello che il pubblico tedesco non conosceva o non voleva sentirsi dire, cioè che i crimini di guerra compiuti dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale non erano solo stati compiuti dalle truppe ideologizzate, le SS, ma anche dall'esercito regolare. Allora, a partire da questa discussione si comincia a studiare in modo nuovo e approfondito questi due eventi. E lo studioso di cui oggi io vi riporterò indegnamente le principali tesi, Alessandro Portelli, è quello che approfondisce questo specifico tema con la sensibilità di uno storico che è romano, è molto attaccato alla vicenda romana, e questa è una vicenda fortemente romana, legata alla memoria romana, ma è uno storico tra i più importanti nel mondo della storia orale, cioè di quelli che utilizzano le testimonianze dirette dei testimoni sollecitate con metodo dallo storico. Ed è anche uno storico attento alla dimensione culturale e simbolica, cioè non solo a quello che succede, ma a come quello che succede viene raccontato. Ok? Portelli scrive nel 99 un libro che si chiama, appunto, dedicato alle Fosse Ardeatine, che si chiama appunto L'ordine è già stato eseguito, che è il titolo che abbiamo dato anche all'incontro di oggi. Questo libro è stato più volte riedito, con nuove prefazioni, nuove postfazioni fino al 2019, tutte molto interessanti. Portelli è ritornato su questo tema più volte in diversi convegni in questo arco di tempo. E l'anno scorso, per l'80° è uscito anche questo libretto, che quindi vi consiglio perché diciamo è un libro molto sottile, come vedete, ma di grandissima densità, che ha scritto insieme a uno storico tedesco dell'occupazione italiana, Lutz Kammer, e si intitola La fiera delle falsità. Quindi diciamo viene richiamato il problema di cui ci occupiamo oggi. Quindi noi ci occuperemo dell'analisi che Portelli in questi 20 anni ha fatto di questo evento per analizzare come mai ancora a 60 anni all'epoca, a 80 anni oggi di distanza, non è accettata una visione, diciamo, una cornice chiara di questo evento. In questi anni però non c'è stato solo la narrazione di Portelli, ci sono state anche tutta una serie di contronarrazioni rispetto a questa di cui io vi parlerò, che sono molto importanti perché ci dimostrano che nonostante la pratica storica verifichi alcune cose, continuano a circolare delle notizie false per i motivi che abbiamo detto prima. E vi potrei citare dagli anni 90 a oggi, in questi 30 anni, tutta una serie di interventi su questo tema che arrivano a conclusioni completamente diverse da quelle di Portelli su questi eventi, fatte da storici autorevoli come Aurelio Lepre che scrive nel 96, da cronisti politici tendenziosi come Pierangelo Maurizio che scrive nello stesso 96, il suo libro è stato più volte ristampato fino al 24, addirittura tradotto in tedesco, da persone in ottima fede ma coinvolte personalmente come Luigi Iaquinti che è il nipote di uno dei civili morti in questa strage, di estremisti di estrema sinistra come Roberto Gremmo o di estrema destra, o anche di semplici osservatori con un occhio politico come Alberto Benzoni, vice sindaco socialista di Roma, e sua figlia Elisa, che scrivono un libro su questo nel 99. Quindi c'è una prima ondata, appunto, mentre Portelli scrive queste cose, che mette in discussione le tesi di Portelli, per motivazioni politiche prima che metodologiche. Un'altra fase arriva 10 anni dopo. Esce un volume di uno storico tedesco, Joachim Staron, che confronta la strage delle Fosse Ardeatine con quella di Marzabotto, un'altra strage di civili nel mio territorio, nella provincia bolognese. Ma è interessante che nel 2007 esce la voce Wikipedia sulla strage delle Fosse Ardeatine. E c'è una bellissima analisi nel sito del collettivo JAP, che mette in Wuming, per intenderci, che mette in discussione la voce, che studia come è evoluta la voce Wikipedia sulle Fosse Ardeatine. Wikipedia ha il grande vantaggio che voi potete studiare la cronologia di come è stata fatta la voce, oltre che intervenire voi stessi sulla voce. E quindi è molto interessante vedere che la voce nasce nel 2007, appunto, e poi è stata cambiata molte volte fino ad oggi. Ma ancora di recente su questo tema si è tornati. E proprio negli ultimi 4-5 anni sono usciti altri libri molto importanti, alcuni che riprendono la visione di Portelli e la approfondiscono, alcuni nostri colleghi che forse
avete visto in televisione, perché sono spesso in televisione. Davide Conti e Michela Ponzani hanno scritto di questo tema, riprendendo le tesi di Portelli, ma altri le hanno contestate. Le hanno contestate da un punto di vista interpretativo, come per esempio Gabriele Ranzato nel suo libro sulla liberazione di Roma, o viceversa le hanno criticate da un punto di vista interpretativo, politico, come Carlo Maria Fiorentino nel libro L'Armata delle Ombre, o Tino Messina, giornalista del Corriere, un libro che si chiama Controversie per un massacro, è uscito sempre nel 24. Quindi un fatto di 80 anni fa che continua a produrre analisi, nonostante alcune cose siano state rapidamente provate. Bene, vediamo un po' quali sono le questioni che sono messe in discussione e come. Allora, di solito per chiarire che cosa è successo e come è nata subito la notizia, quello che Bloch chiamava innesco, si guarda il fatto che il giorno stesso dell'attentato di Via Rasella, prima di mezzanotte, esce un comunicato dell'ANSA che dice che c'è stato questo attentato, che dice che c'è stato un attentato compiuto da quelli che chiama, con un curioso ossimoro, comunisti badogliani, che hanno ucciso una serie di vittime che sono soldati della Wehrmacht, o meglio della polizia d'ordine, come vedremo, e che i colpevoli, definiti anche elementi criminali, non si sono presentati all'appello ai colpevoli fatto dalle autorità e quindi una serie di civili sono stati giustiziati. E il comunicato dell'ANSA si conclude con questa frase: l'ordine è già stato eseguito, che è quella che riprende Portelli e riprendiamo anche noi. Allora, 2 giorni dopo, il primo giornale che pubblica questa notizia è l'Osservatore Romano, il giornale del Vaticano, e riprende più o meno sia l'interpretazione sia il lessico. Adesso non abbiamo il tempo di entrarci, facendo riferimento sia appunto all'attentato sia alla strage del giorno dopo. Allora, vediamo un po' chi sono questi attori, perché proprio la definizione degli attori, oltre che di quello che è successo, ci spiega le diverse letture. Coloro che commettono l'attentato in via Rasella sono partigiani dei GAP, quindi di un gruppo promosso dal Partito Comunista, i GAP romani. C'erano solo i GAP romani in via Rasella quel giorno, il 23 marzo? No. Noi impariamo che c'erano altre forze resistenziali, c'era la forza di estrema sinistra fuori dal CLN, bandiera rossa, alcuni elementi, alcuni dei quali vengono arrestati e poi uccisi alle Fosse Ardeatine. C'erano anche alcuni elementi, anche loro arrestati e poi uccisi, del fronte militare clandestino, una formazione militare, anch'essa fuori dal CLN, composta da ufficiali antifascisti. Sono le vittime, così le definisce il comunicato e poi anche il giornale. Le vittime sono i 33 soldati di questo reggimento Bozen. Non sono SS, come ha affermato una parte dell'opinione pubblica, ma non sono neanche la banda musicale, come l'ha definita il nostro Presidente del Senato un paio di anni fa. Sono infatti soldati di uno dei reggimenti formati in Alto Adige, reclutati in Alto Adige dai tedeschi, in particolare sono soldati dell'11ª compagnia del 3° battaglione del reggimento Bozen. Sono quindi soldati della riserva con uno scarso addestramento, abbastanza avanti con l'età, ma sono assolutamente armati e sono assolutamente impiegati nelle attività repressive, tanto è vero che qualche mese dopo parteciperanno per esempio al rastrellamento del Grappa. Chi decide, a seguito dell'attentato, di svolgere la strage? Anche qui c'è un po' di confusione. Alcune notizie, alcune ricostruzioni dicono che è arrivato un ordine diretto di Hitler, ma non c'è nessun documento che prova questo. Ci sono quindi i vertici del controllo tedesco in Italia, e in questo libretto Lutz Klinkhammer spiega la complessa struttura dell'occupazione tedesca in Italia, e poi ci sono i 2 dirigenti di questa occupazione, di cui sicuramente avete sentito il nome, perché entrambi in tempi diversi sono stati processati per la strage, e sono il maggiore Kappler e il capitano Pripke. Il primo sottoposto a un processo nel 48, il secondo a un processo negli anni 90,
entrambi in prima battuta condannati, e tuttavia il primo incarcerato in Italia è scappato però dal carcere militare nel 1977 clamorosamente, e il secondo poi passato agli arresti domiciliari nel corso degli anni 90. Ci sono poi 335 morti, ne vengono scelti 320 in corrispondenza dei 32 morti nel primo momento, poi ne muore un 33esimo, quindi ne vengono scelti altri 10 presi da un gruppo di ebrei che erano stati arrestati in un altro settore, e poi ne vengono uccisi altri 5 per sbaglio, nel senso che sbagliano a fare i conti e quindi ne uccidono 335. Chi sono? Qui abbiamo un'altra dichiarazione, questa volta della nostra Presidente del Consiglio di 2 anni fa, sempre quando la Russa ha detto che i morti di Via Rasella erano una banda musicale. La Presidente del Consiglio ha detto i morti delle Fosse Ardeatine sono morti in quanto italiani innocenti. Anche questa è un'informazione inesatta. Primo, non erano italiani necessariamente. Dentro ai 335 ci sono 2 stranieri di fatto, quindi un ucraino e un ebreo tedesco. E poi ci sono una settantina di ebrei italiani che per la legge della RSI erano considerati stranieri, così dice la Carta di Verona, cioè la legge fondamentale della Repubblica Sociale. Secondariamente, ancora più grave, non sono innocenti, nel senso che scelti a caso, sono gente che era in carcere per antifascismo oppure per essere, come nel caso della settantina di ebrei, considerata nemica del fascismo. E quindi dobbiamo fare molta attenzione a queste distinzioni. Quali sono quindi le false notizie? Ce ne sono diverse che nei suoi libri Portelli ci aiuta a distinguere. Non affronto il tema generale che sarebbe molto interessante, che è: avevano diritto i cappisti a fare attività terroristica nella Roma del 44? Se volete dopo ne parliamo, perché su questo ovviamente ci sono storiograficamente interpretazioni diverse. Ma guardiamo invece quelle che sono notizie false. È una notizia innanzitutto falsa collegare meccanicamente la strage e la rappresaglia, cioè la strage di Via Rasella con la strage delle Fosse Ardeatine. Non c'è ovviamente una correlazione tra i due fatti, che i tedeschi compiono la strage come rappresaglia, ma non c'è un collegamento necessario. Non tutti gli attentati della resistenza in Europa hanno causato delle rappresaglie, e non tutte le violenze contro i civili sono state causate da atti dei partigiani. Questo è un punto molto importante che l'opinione pubblica non ha ancora capito, ma avendo noi fatto, noi intendo gli istituti della resistenza, l'AMPI nazionale, una grande mappatura che poi potete consultare liberamente, cioè l'Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia, abbiamo visto che questa correlazione necessaria tra violenza e rappresaglia non c'è nell'Europa e nell'Italia del 44. Seconda leggenda: era stabilita una legge di guerra per cui a ogni tedesco ucciso bisognava uccidere 10 italiani. Anche questo è falso. Non esiste da nessuna parte codificata questa norma. Viene utilizzata in quel momento, meglio, esplicitata in quel momento, ma non viene utilizzata in altre sedi e in altre stragi nella stessa Roma, oltre che nella stessa Italia. È una costruzione ex post. Non esisteva una normativa di questo tipo. Terzo, e quello che dà il titolo al libro, è, diciamo, l'argomentazione principe. Non è vero che i tedeschi chiedono ai colpevoli di presentarsi e fanno la strage dopo che questi non si presentano. Vagli di queste pubblicazioni, anche a 70 anni di distanza, dicono che erano stati esposti manifesti o annunciati alla radio che i colpevoli dovevano presentarsi. Questo è falso. Non c'è stato nessun manifesto e non c'è stata nessuna trasmissione alla radio, e non poteva esserci problema di presentazione perché le due cose avvengono a pochissime ore di distanza, appunto. Il comunicato che annuncia la uccisione di Via Rasella è delle ore 23 del 24 marzo, e nel pomeriggio del 25 vengono uccise le 335 persone. Non c'era alcun tempo per presentarsi, posto che anche se si fossero presentati non avrebbero per questo fermato la strage. E infine, perché i gappisti hanno fatto questa azione? L'hanno fatta come azione di guerra, come loro la sostengono, l'hanno fatta per altri motivi più biechi, per esempio per eliminare i concorrenti delle altre forme di azione partigiana che vengono presi e uccisi, come quelli di Bandiera Rossa
o quelli del Fronte di Liberazione Militare. Ebbene, anche questa affermazione è facilmente contestabile perché ci sono circa 50 comunisti tra coloro che vengono uccisi alle Fosse Ardeatine. Quindi, come abbiamo visto, c'è tutta una serie, vi ho detto solo le principali, ci sono tutta un'altra serie di piccole false notizie che girano intorno a questa questione, che Mussolini si sarebbe dichiarato dispiaciuto per questa strage, anche questa è una costruzione fake, che ci sarebbe stato, anche questa è una cosa tipica della memoria della seconda guerra mondiale, un tedesco buono che si rifiuta di sparare, che i romani confondevano i bombardamenti alleati attribuendoli ai tedeschi. Anche questa è una diffusione di una falsa notizia in tempo di guerra. Molti romani a distanza, dopo la guerra non riescono a distinguere i bombardamenti alleati, erano alleati i bombardamenti su Roma del luglio del 43, e li attribuiscono ai tedeschi. Allora, e vado a concludere, non voglio tenervela troppo lunga. Allora, questo caso è davvero di scuola, perché appunto sono tantissime le notizie false che entrano nel senso comune su questi eventi, che anche una ricca, articolata ricerca storica non è riuscita a mettere in discussione. Perché? Perché, come abbiamo detto, sono vari vettori di propagazione che sono più forti della conoscenza storica scientifica. E quindi bisogna riflettere su come funzionano questi vettori e sul fatto che il mito, tra virgolette, è qualcosa che la gente non vuole mettere in discussione. Per cui se io dimostro che un elemento della narrazione mitica è falso, la gente crede al mito e non alla dimostrazione razionale, se il mito è sufficientemente potente. Allora, nel caso della resistenza, e qui arrivo alla terza parte, ci sono tante forme di pseudostoria della resistenza. E questo è molto interessante. Dobbiamo essere molto laici su questo. C'è una pseudostoria della resistenza che è la retorica resistenziale, che è una parte della memoria pubblica della resistenza, ha costruito per vari motivi politici, personali, civili, nel dopoguerra, che contiene una serie di notizie false. Che però queste notizie false non sono state svelate dai Pansa di turno nei libri del 2003, ma sono state svelate dagli stessi storici degli istituti storici della Resistenza nel corso degli anni, in alcuni casi anche molto precocemente. Faccio alcuni esempi. L'esagerazione del numero delle vittime tedesche nelle battaglie partigiane. Se noi guardiamo i documenti, se noi ci fidassimo letteralmente dei documenti partigiani, i partigiani avrebbero ucciso circa 100.000 tedeschi durante la seconda guerra mondiale, mentre sappiamo nella realtà che ne hanno uccisi 10.000 al massimo. Oppure alcuni episodi totalmente inventati, per esempio negli anni scorsi è stato svelato questo episodio del cosiddetto eccidio del Ponte dell'Industria, sempre a Roma, 7 aprile 1944, 10 donne uccise dopo che avevano assaltato un forno, questo diceva un libro, un film, una lapide, una ricerca molto approfondita fatta da un nostro collega ha dimostrato che questo eccidio non c'è mai stato, che le 10 donne i cui nomi compaiono in questa lapide non sono morte in quella circostanza, addirittura una non è ancora morta, una non era una donna ma era un uomo e un'altra aveva 4 anni all'epoca della strage ipotetica. Oppure, adesso non ho il tempo di prolungarmi, ma magari poi ne possiamo discutere assieme, i casi di violenza intrapartigiana. Ci sono una cinquantina di casi di violenza intrapartigiana, cioè uccisioni di partigiani fatte da altri partigiani. Ovviamente una pagina difficile da affrontare e che tuttavia fin dagli anni 90 è stata ampiamente affrontata. Cosa ci dicono questi studi? Ci dicono che questi partigiani che vengono uccisi, in genere, dopo che sono stati uccisi, vengono accusati delle peggio cose per legittimare il fatto di averli uccisi, molte delle quali false. Però appunto la ricerca storica ci ha spiegato tutto questo. Vi lascio con un altro interrogativo che di solito funziona molto bene, nel senso che è difficile che qualcuno sappia la risposta. Allora, qui in questo territorio avete presente la più grave strage intrapartigiana avvenuta, diciamo, in Italia, cioè quella delle Marghe di Portsmouth, dove sapete che ci sono una ventina di partigiani che vengono uccisi dai non comunisti che vengono uccisi dai partigiani comunisti. Questo è un evento molto importante, molto grave, non ne parliamo adesso. Vi faccio però un'altra domanda. La maggior parte delle violenze intrapartigiane che noi abbiamo studiato sono in genere singoli capi partigiani che vengono uccisi, per motivi che poi se volete vi dico,
durante la primavera-estate 44 dai loro stessi partigiani. Ma ci sono altri casi di violenza intrapartigiane multiple. Qualcuno mi sa dire quali sono i casi di violenza intrapartigiana multipla più gravi dal punto di vista numerico dopo quello di Porzus? Cioè con un numero di morti superiore a 1, nel caso di Porzus arrivavano a 20, ma sopra 1? Se qualcuno me lo sa dire, gli offro da bere. Ecco, però, se è vero che la storiografia ha messo in discussione questi eccessi retorici a proposito della resistenza, non dobbiamo, come dicevo, derivare nell'effetto opposto, cioè nella denigrazione della resistenza attraverso delle fake news. Facciamo anche qui alcuni esempi. L'inutilità militare della resistenza. Allora, è vero che la resistenza italiana non ha vinto la seconda guerra mondiale, ma sarebbe anche un po' improprio pensarlo. Ma è vero invece che la resistenza italiana ha distolto dal fronte principale, cioè dalla guerra con gli anglo-americani, più o meno 6-8 divisioni tedesche per volta, che vuol dire 100.000 uomini. Quindi ha svolto un ruolo militare non irrilevante. Il numero delle vittime delle violenze intrapartigiane o delle violenze post-belliche. Anche qui, diciamo, la propaganda è arrivata a dire sono state uccise 300.000 persone dopo la guerra in Italia. Ne sono state uccise circa 10.000. Questo è l'ordine di grandezza. O ancora, questo è un tema molto interessante che è stato ampiamente utilizzato per fare debunking, cioè appunto per smontare, decostruire delle false narrazioni. Gli stupri di guerra. Allora, è un tema molto difficile da studiare, come voi potete immaginare, per tutta una serie di motivi, documentali, morali, per cui solo oggi noi cominciamo a studiare sui documenti le violenze sessuali compiute durante la Seconda Guerra Mondiale in Italia. Però vi invito ad una accurata analisi della letteratura sul tema. Cosa troverete? Troverete prima di tutto delle accuse ai partigiani. Vi consiglio appunto questo libro curato sempre dal collettivo Bourbaki, quindi da Wuming, sul caso molto famoso della Ghersi. Giuseppina Ghersi, giovane savonese, uccisa, 14enne, uccisa, stuprata e uccisa, secondo la versione comune, il 28 aprile del 1945. Un intero libro per dimostrare come tutta questa costruzione è una costruzione basata sulla sabbia. Però l'idea che questa giovane sia stata stuprata e uccisa nel 28 aprile del 45 dai partigiani è senso comune. Oppure chi sono gli altri accusati di stupro durante la seconda guerra mondiale? I cosiddetti marocchini, le truppe coloniali al seguito dell'esercito francese in Ciociaria e in Italia centrale. Ora, sicuramente le truppe del gruppo di Jun hanno fatto delle violenze sessuali, non è questo in discussione. Quello che è in discussione è che noi ci ricordiamo solamente quelle dei marocchini. C'è evidentemente un elemento razzista, perché altri soldati dell'esercito anglo-americano hanno fatto violenze, i tedeschi bianchi hanno fatto violenze, gli italiani hanno fatto violenze di guerra, però gli unici stupri che sono, diciamo, noti al senso comune sono le cosiddette marocchinate. Quindi questo è un invito a riflettere. Vi faccio un ultimo caso che non ha queste connotazioni forti politiche, ma che ci dimostra la forza dei pregiudizi. Questo è stato svelato più volte, sì, sì, ma nonostante questo continua a essere molto presente anche nella cultura popolare. Sono convinto che se lo chiedeste a voi, anche voi mi dareste in maggioranza una risposta falsa, sbagliata. Quanto ha pesato la mafia nello sbarco degli americani in Sicilia nel 1943? C'è un pesante senso comune rafforzato da romanzi, articoli e film, secondo il quale gli americani sono sbarcati nel 43, nel luglio del 43 in Sicilia grazie all'aiuto materiale della mafia. Ora questo è falso. Numerosi studiosi hanno studiato come è nata la notizia, come si è diffusa, quali sono appunto gli elementi che sempre ci sono veri, che però vanno a comporre una narrazione falsa. La mafia è stata coinvolta
la mafia americana dagli americani nel salvataggio, nella tutela del porto di New York, quindi negli Stati Uniti. Ed è stata coinvolta nel momento in cui, dopo la liberazione della Sicilia, gli americani e gli inglesi avevano bisogno di selezionare una nuova classe dirigente in Sicilia. Ma non è assolutamente vero, come invece dicono queste narrazioni, che è la mafia che ha condotto dall'interno lo sbarco degli americani. Ecco, questa è una notizia falsa che non ha, diciamo, una motivazione di strumentalizzazione politica come quelle che ho citato prima, e però che ha avuto una larghissima diffusione che si fa molta fatica a mettere in discussione. Ecco, quindi in conclusione io credo che di avervi così raccontato, sulla base di alcuni casi particolari, ma con particolare attenzione a questo nodo centrale che è quello delle fosse ardeatine, di Araselle e delle fosse ardeatine, che bisogna fare molta attenzione, perché oggi è molto facile costruire una narrazione variamente fallace per le varie motivazioni sui vari livelli che ho citato prima, è molto facile diffonderla, darle una potentissima diffusione, è molto difficile invece contrastarla una volta che si è diffusa. Anche laddove, come nel caso di Portelli per Via Rasella o nel caso di Salvatore Lupo per lo sbarco della mafia, la storiografia, documenti alla mano, ha dimostrato in modo sostanzialmente inequivocabile che alcune di quelle notizie, alcune parti di quella narrazione che fa senso comune sono false. Quindi questo ci suggerisce che noi dobbiamo fare particolare attenzione non solo nella selezione delle notizie di oggi, ma anche nella selezione delle rappresentazioni del passato che incontriamo. Non tutte le narrazioni del passato stanno sullo stesso piano e lì si distingue la qualità del metodo storico. Non si può dire qualunque cosa del passato. Noi siamo giustificati a dire del passato solo quello che le fonti ci dicono sulla base delle domande che gli facciamo. E quindi c'è questo vincolo, questo veto, potere di veto delle fonti. Non possiamo, come storici, dire quello che le fonti non ci provano. Possiamo scrivere un romanzo storico, possiamo fare un film di fiction. Non possiamo scrivere un'opera di storia dicendo delle cose che non sono provate, perché sennò non facciamo il nostro mestiere. Ma purtroppo, come dicevo prima, oggi, sempre, ma in particolare oggi, ci sono moltissimi strumenti, canali e contesti dove c'è gente che non utilizza questo metodo e parla del passato. E noi dobbiamo essere in grado, dobbiamo ascoltare tutti, ma essere in grado di capire che c'è una gerarchia di affidabilità che è data dal metodo, dall'applicazione del metodo. Ok? Grazie. Grazie Mirko per questa lezione articolata e complessa in cui hai trattato diversi temi, sia ci hai fornito nozioni di carattere generale sulle diverse tipologie di cattiva informazione, disinformazione e fake news. Hai parlato della specificità e complessità dal punto di vista metodologico della ricerca storiografica relativamente alla storia contemporanea e poi hai affrontato dei casi di studio, appunto a partire dall'attentato di Via Rasella, emblematici della storia della resistenza italiana, che sono stati al centro sia ovviamente di ricerche scientifiche, sia anche di pubblicistica varia, diciamo così. A questo punto passerei la parola al pubblico per chiedere se ci sono richieste di chiarimenti, curiosità varie. Andiamo al microfono su. Sì, buonasera. Le risulta che la rappresaglia faccia parte della tradizione di Ginevra? Mi pare di capire che ti avrà detto da qualche parte. Poi volevo dire ancora una cosa. Cioè, adesso io non so questi signori che hanno messo le bombe cosa si aspettassero, che tipo di reazione si aspettassero dal Corriere tedesco. Però secondo me quello che è vergognoso è che queste persone
sono state istituite della medaglia d'oro dal ministro Lagorio nel 1970. Quindi, quando si è visto cosa è successo, ecco. Per cui, ecco, questo, le volevo chiedere questo. Grazie. Raccogliamo qualche domanda se c'è, così rispondo tutta in una volta. Non siate timidi. Più metodologica, qual è il limite, grazie, il limite tra la ricostruzione storiografica e l'utilizzo di un ambiente storico per la costruzione di un romanzo storico? Cioè Manzoni fa del bene alla storia con i Promessi Sposi o magari traslato ad oggi rischia di fuorviare? Grazie. Qualcos'altro? Vabbè, proviamo a ecco, c'è un'altra domanda nel fondo. Su questo. Cosa pensi dei libri di Belfastro? Questo è il professor Pupo che si nasconde nella folla, ma... Allora, parto dalla prima domanda. Allora, io non sono entrato nel dibattito del giudizio che noi possiamo dare oggi sull'azione cappista di Via Rasella. Anche a livello storiografico ci sono diverse interpretazioni. Le dico quali sono, diciamo, quelle prevalenti. Allora, dal punto di vista giuridico, i membri del GAP di Roma sono stati sottoposti a una serie di processi nel dopoguerra. Questi processi li hanno sostanzialmente assolti negli anni 50 fino all'ultimo processo in Cassazione contro Roberto Bentivegna, quindi diciamo la guida del GAP romano, nel 1999, quindi parliamo di molti anni dopo la fine della guerra. In questi processi la Cassazione ha affermato che quello di Via Rasella è un legittimo atto di guerra. Non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di un contesto di guerra. Allora, in un contesto di guerra l'uso della violenza è in qualche modo legittimato. Fino a che punto è legittimato? Lei giustamente chiedeva. Su questo ovviamente ci sono interpretazioni differenti. Una parte degli storici, penso tra gli ultimi che ho citato, al libro di Gabriele Ranzato, uno storico molto bravo, sulla liberazione, sulla resistenza a Roma. Ranzato, pur avendo opinioni politiche tendenzialmente anticomuniste, non mette per nulla in discussione la legittimità dell'attentato di Via Rasella. Cioè, sostiene che l'attentato di Via Rasella, come qualunque azione cappista durante la Seconda Guerra Mondiale, è assolutamente legittima. Perché se si mettesse in discussione la legittimità di usare la violenza contro l'occupante, non ci sarebbe nessuna forma di resistenza. Ripeto, su questo, soprattutto con la sensibilità di oggi, noi possiamo discutere, ma c'è un'ampia sezione storiografica che, sulla base anche degli atti dei processi che dicevo, legittima assolutamente la possibilità di azioni terroristiche, noi le definiremo oggi così, in una città occupata. L'appello alla Convenzione di Ginevra è improprio perché fino a quel punto le convenzioni che descrivevano, diciamo così, la legittimazione della violenza in guerra erano le convenzioni di l'Aia. E in queste convenzioni c'era sì scritto alcune norme che la popolazione civile occupata avrebbe dovuto seguire, ma c'erano anche scritte le norme che l'occupante avrebbe dovuto seguire. E l'occupante tedesco aveva infranto queste norme praticamente fin da subito, perché non è la strage delle Fosse Ardeatine la prima violenza commessa dai tedeschi in Italia e neanche commessa dai tedeschi a Roma. Pensate alla deportazione di 1000 ebrei il 16 ottobre del 1943 o alla deportazione di 600 carabinieri poco prima. Quindi
diciamo, la ricodificazione del diritto di guerra nelle convenzioni di Ginevra arriva dopo la seconda guerra mondiale e proprio tenendo conto delle violenze contro i civili compiute durante la seconda guerra mondiale cambia o cerca di cambiare la legittimità della condotta di guerra. Ma sulla base delle leggi vigenti all'epoca e di quello che aveva fatto l'occupante tedesco all'epoca, non c'è nessuna illegittimità nell'uso della violenza da parte di questi gappisti come di altri. Poi ripeto, storiograficamente si può discutere sia in generale la legittimità dell'uso della violenza, ma ripeto, il rischio è quello di decontestualizzarla ragionando con la mentalità di oggi nostra, 80 anni dopo. Sia invece, questo mi sembra più plausibile, la messa in discussione della tesi, diciamo, di Ranzato, di Portelli e di altri, sulla base invece di un'analisi di diverso tipo che, diciamo, posso ricondurre alla riflessione di un grande filosofo politico del XX secolo come Tzvetan Todorov, che scrive un libro su una strage avvenuta in Francia, mettendo in discussione, cioè o meglio, tematizzando il contrasto tra, per usare i termini weberiani, l'etica dell'intenzione e l'etica della responsabilità, riflettendo sul fatto che forse anche per le azioni militari in tempo di guerra, caso per caso, bisogna riflettere il costo, il rapporto costi-benefici, per intenderci. Alcuni storici italiani hanno recuperato questa lettura, dicendo anche le azioni partigiane non vanno giudicate nel complesso, cosa che secondo Ranzato le rende legittime a priori, ma sulla base della specificità di ciascun avvenimento. Per esempio, nel caso di Via Rasella, alcuni analisti dicono perché compiere un attentato alla fine di marzo del 44, sapendo che probabilmente sarebbero arrivati in tempi rapidi gli alleati. Però, per esempio, un'altra notizia falsa che è stata usata per condannare questo attentato è che Roma fosse una città aperta. Anche voi avrete visto il film così nominato. Ecco, ma Roma non era una città aperta, nel senso proprio del termine, nel senso che l'aveva proclamata città aperta la guarnigione italiana, ma né i tedeschi né tantomeno gli alleati avevano sottoscritto questa definizione. Infatti, come sapete, gli alleati la bombardano e i tedeschi, come ho appena detto, fanno passare i militari, compiono azioni di guerra e uccidono civili. Quindi, diciamo, storiograficamente ci sono diverse interpretazioni sulla legittimità o meno del singolo atto, diciamo. Però non dobbiamo, questo ce lo insegna il più grande storico della resistenza italiana in questo momento, cioè Santopeli, uno storico che non ha sicuramente, diciamo, fatto sconti alla resistenza, rilevandone le difficoltà e anche le pagine più difficili, comprese quelle violenze intrapartigiane a cui ho accennato, che ci dice che è un errore, nei termini che ho detto prima, decontestualizzare la violenza partigiana dal contesto di guerra. Cioè non possiamo dimenticare che stiamo in mezzo ad una guerra che non è tra l'altro una guerra qualunque, ma è la guerra totale che la seconda guerra mondiale ha messo in campo. Quindi non possiamo giudicarla a tavolino bevendo la gasosa nel 2025, con i criteri di oggi. Quindi, ripeto, ci sono diverse interpretazioni storiografiche, sicuramente non c'era un diritto alla rappresaglia dei tedeschi nel 1944, né tantomeno c'era un diritto alla rappresaglia di Chaun, e però appunto teniamo conto, anche qualora noi volessimo applicare un giudizio contestualizzato caso per caso, come ci chiede di fare Todorov, come per esempio fa il mio amico Paolo Pezzino, però dobbiamo ragionare nel contesto complessivo, perché se perdiamo di vista questo, non diamo un giudizio storico fondato. Allora, la questione del romanzo storico e anche quello che diceva Raul è interessante. Dico la mia opinione, ovviamente è discutibile. Allora, come dicevo, c'è un grande ritorno in auge del romanzo storico, anche in Italia, ma in generale nel contesto europeo, con alcune vette di grandissimo successo di pubblico e in alcuni casi di grandissima qualità letteraria. Perché c'è questa ripresa? Per i motivi che dicevo prima, perché c'è
un bisogno di passato, una domanda di passato nella cultura pop molto forte, dovuta proprio al presentismo. Cioè siamo fortemente schiacciati sul presente nella nostra vita quotidiana e quindi il ricorso al passato è una sorta di risorsa a cui noi proviamo ad attingere, ma in modo superficiale, come fanno le diverse modalità che vi ho detto. Non ci sono mai state così tante fiction a sfondo storico sulla televisione pubblica italiana, per fare un esempio. Ora, nel caso del romanzo storico, il romanzo storico pure è cambiato da Manzoni a oggi. Quindi dobbiamo anche vedere che ci sono varie forme di romanzo storico. Intendiamo con romanzo storico un romanzo che è ambientato in un contesto del passato, però ci possono essere molte modalità. La cosa importante, credo, per cui il romanzo storico non danneggia la ricostruzione storica, è chiarire che è un romanzo. Cioè quello che rende alcune operazioni editoriali discutibili dal mio punto di vista è lo sfrangiamento del confine tra il romanzo e il saggio storico. Perché se noi sfrangiamo questo confine, è molto facile utilizzare la scusa del romanzo storico per far circolare delle affermazioni false e quindi pericolose. Faccio per esempio l'esempio che ho fatto prima, i libri di Giampaolo Pansa del cosiddetto ciclo del sangue dei vinti successivi al 2003, sulle violenze partigiane e del dopoguerra. Non entro adesso nel merito della questione specifica, ma se volete ci entro. Guardiamo l'aspetto metodologico. Giampaolo Pansa conosceva benissimo il metodo storico, si era laureato con Guido Quazza, il presidente dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione, cioè la rete degli istituti della Resistenza. Aveva scritto alcuni libri interessanti, tra cui quello appunto dedicato alla sua tesi di laurea sull'esercito di Salò, però negli anni 2000 decide di fare consapevolmente un'operazione di altro genere. E questi libri hanno una struttura che ammicca alla realtà presentando la forma di un romanzo. Ci sono alcuni, se li avete letti, c'è il protagonista che parla in prima persona e dialoga e raccoglie le informazioni attraverso il dialogo con alcuni, in particolare un personaggio femminile fittizio, che è diciamo il Virgilio che lo trasporta nell'analisi dei documenti riguardanti le violenze partigiane e post-belliche. Quindi, tutte le volte che poi quello che Pansa dice in questi libri è stato messo in discussione sul piano documentario, quando non sapeva più che cosa dire, la risposta era ma è chiaramente un romanzo, c'è un personaggio d'invenzione. Però appunto questa è una scusa che si può usare in qualunque momento e quindi se io faccio un impianto di questo tipo per poi dare affermazioni con forza, con effetti di realtà, come quelle affermazioni davano, chiaramente crea un inquinamento alla notizia storica. Facciamo due esempi di romanzi storici italiani per rimanere sui nostri temi, cioè che si occupano di storia contemporanea, non vado a quelli, diciamo, più indietro. Prendiamo Antonio Scurati, M, un libro di grandissimo successo che ha vinto premi, e i romanzi storici del collettivo Wuming che ho citato prima, alcuni dei quali riguardano il Novecento. Entrambi queste forme romanzesche sono state contestate dal punto di vista dell'attendibilità storica, degli effetti distorsivi che portano sulla memoria pubblica. Però io personalmente sono favorevole ad entrambe, così come sono favorevole all'autore che ha citato Raul, nella misura in cui, ma ne potrei citare degli altri, pensiamo a Jonathan Little o Javier Cercas, cioè nella misura in cui scrivo un romanzo storico esplicitando il fatto che si tratta di un romanzo. Certo, attingo a notizie storiche, in alcuni casi ambisco anche a chiarire delle questioni storiche, però io ho esplicitato che sto scrivendo un romanzo e nell'apparato, nel paratesto del mio libro
c'è scritto dove ho tratto le informazioni. Quindi, a mio parere, si può, in alcuni casi, si deve fare narrazione storica di fiction, però chiarendo che è fiction, cioè avendo ben chiara questa distinzione. Non sempre è così chiara e questo crea sul pubblico degli effetti distorsivi. Bene, io ringrazio Mirko Caratieri per la sua lezione, ringrazio il pubblico per la partecipazione, vi do appuntamento a mercoledì 5 novembre per la prossima lezione che sarà tenuta dal professor Giuseppe Ieraci e riguarderà la manipolazione e l'interpretazione dei dati in politica. Grazie, buona serata.